Guidati dalla musica, i visitatori hanno potuto ammirare le opere esposte dalle allieve del CIF, il Centro Italiano Femminile di Chiavari. Dalla ceramica al macramè, dalle decorazioni su porcellana alla pittura, sino alla tecnica shabby, gli oggetti realizzati durante l'anno sono stati esposti nello Spazio Casoni di piazza San Giovanni Battista. La mostra è stata anche l'occasione per sottolineare il valore delle attività del CIF. Oltre al mantenimento praticamente di alcune vecchie attività che sennò vanno perdute, tipo l'impegnatura delle sedie, la tecnica del macramè, e poi c'è anche il fatto che si riesce a creare un'aggregazione e queste persone creano tra di loro delle amicizie, dei legami, c'è uno scambio e comunque poi trovano anche delle attività poi da fare nel tempo perso, oppure alcune poi lo portano a livello quasi professionale, insomma. Per la chiusura della mostra, nella storica bottega di Franco Casoni, si è svolto uno spettacolo di musica con brani originali del giovane Matteo Stranieri e di Gianni Bergamino. Ad esibirsi al violino Mauro Luciani, alla tastiera Simone Salvatori. Il Centro Italiano Femminile, infine, dà appuntamento all'autunno per la ripresa dei laboratori, dove sarà possibile imparare tecniche artigianali e artistiche classiche e innovative. Trovano un ambiente piacevole, un ambiente sano, un ambiente dove gli insegnanti lo fanno con molta passione, conoscono molto bene il loro mestiere, quello che insegnano. Insomma, si possono fare cose medie, buone e molto buone.